Eracle, divinità greca, frutto di una notte di passione tra Alcmena e Zeus, a lui furono assegnate le 12 fatiche, le 12 imprese, dotato e riconosciuto fin da sempre di una straordinaria forza e di un incredibile coraggio. Forza e coraggio è questo che serve oggi all'Heracles per coronare un sogno, per conquistare la Serie B. Se la vedrà con un'avversaria tosta, tenace e determinata, che arriva alla gara di oggi con 6 vittorie consecutive e non intende rallentare la propria corsa alla zona playoff, l'Ardea Calcio a 5. Amici appassionati di Calcio a 5 Live, un saluto da Niccolò Cecchi e ben trovati dal Palazzetto dello Sport di Formia. Tutto pronto per la gara tra Heracles e Ardea Calcio a 5. Abbiamo visto l'ingresso in campo delle squadre, il recupero della 21esima giornata Serie C1 Girone B. Alla formazione di casa servono i 3 punti per la conquista della Serie B, mentre l'Ardea lotta per inseguire, per andare a conquistare la zona playoff dopo uno splendido cammino negli ultimi 2 mesi, fatto, composto, ricco di 6 vittorie consecutive. Scende in campo con un completo total black la formazione ospite guidata da Gabriele Masci. Dall'altra parte l'Heracles con maglia bianca, sfumature azzurre e nere, pantaloncino bianco, guidati dal mister Matteo Olleia. Allora ora gli ultimi controlli all'interno del rettangolo di gioco, poi si procederà al fischio, al calcio d'inizio. Heracles, come accennato poco fa, in prima posizione, 53 i punti conquistati finora, 112 i gol realizzati e 60 quelli subiti, il che la rende la formazione che ha la miglior fase difensiva del girone B della Serie C1. Dall'altra parte l'Ardea Calcio a 5 con 33 punti sul taccuino, 87 gol realizzati, 75 quelli subiti. La gara di andata, che era terminata 7-5 a favore dell'Heracles, si giocava lo scorso 11 novembre. Furono protagonisti Mrak per l'Ardea con una quadriplecca e Rondon per l'Heracles, anche lui con una quadripletta. Rondon, numero 9 dell'Heracles finora, 32 i gol realizzati. Allora ci siamo, sembra essere tutto pronto per il calcio d'inizio. Batterà la formazione l'ospite, l'Ardea. Primo pallone del match, se lo sistema Emiliano Ceniccola, numero 7, 11 gol finora per lui. Ultimi controlli e poi si parte. Kick-off, è iniziata la partita con l'Ardea subito davanti. Buona la reazione di Corrente, che poi gioca a basso a servire Daniele Riso. 11 gol per lui, ha esordito in Campania, nel futsal campano, vincendo la Serie A2 con la Napoli Vesevo. Nel frattempo avanti l'Heracles. Allora proprio Daniele Riso si incarica della rimessa laterale, a giocare dietro per Del Duca. Dall'altra parte Baxon porta il pallone, si rende subito partecipe nei meccanismi di gioco della formazione di mister Olleia. Baxon, altezza della linea del centrocampo, in pressione c'è Matteo Carletti. Riso servito sulla sinistra, si addentra il numero 7, poi torna da Baxon. Il passaggio è solamente intercettato per un attimo da Matteo Carletti. Allora Baxon può tornare a giostrare dal basso. Carletti sempre in pressione, si apre Corrente, poi rischia un pochino il numero 21 e allora rimessa laterale affidata alla formazione ospite, la prima per la squadra di mister Gabriele Masci. Sul pallone va Regner e il Coco, ragazzo italo-argentino arrivato a dicembre, che mette subito dentro il pallone. Baxon intercetta, può ripartire in velocità, poi perde controllo della sfera e allora rimessa laterale affidata ancora una volta all'Ardea, praticamente dalla stessa posizione della precedente. Carletti, Mrak va subito alla conclusione, tiro che viene schermato ancora prima che potesse prendere quota. Ancora una rimessa laterale, la terza consecutiva per l'Ardea. Mrak finta il tiro questa volta, rimessa che si dovrà ripetere a favore però dell'Heracles, perché il pallone era
si era mosso, quindi Riso va alla battuta, dietro per Buxton che va subito da Del Duca sulla destra, ancora Buxton, si muove lì davanti Vittorio Bianchi, anzi Frasao, scusate, Buxton, Del Duca, gira bene l'Heracles, Buxton sulla pressione, questa volta un po' turbolenta di Ragner, poi un pallone allontanato, raccoglie all'interno della propria area corrente Frasao, numero 99, 20 gol per lui realizzati finora, brasiliano, ex Novo Barreiro Futsal, squadra della Serie A di futsal brasiliana. Ha danzato per un attimo sul pallone, ci ha fatto vedere la sua tecnica, il suo prestigio, per poi andare da Buxton che ora conduce, il numero 77 aumenta il passo, la mette dentro, non arriva nessuno su quel pallone, poi l'estremo difensore blocca tutto, il lancio è lunghissimo, arpiona corrente, rimette in gioco con le mani lì vicino per Riso, Del Duca, questa volta con calma, Frasao, uno sguardo in avanti, poi da Del Duca, Riso di prima intenzione, dietro per Frasao, Buxton, ancora Frasao, dialogano, i due sono molto amici anche nelle loro vite private, Riso rischia un pochino, Ceniccola lì davanti, riesce a superare l'estremo difensore, poi il pallone è lì, rimpallo, e allora Corrente arriva prima di tutti a bloccare, ad evitare il pericolo in quella zona dove la sfera brucia. Ancora Mrak, ci prova il capitano, finta il tiro, poi torna dietro. Ceniccola a 11 gol finora, ci prova Corrente in due tempi. Allora Buxton per l'Heracles quando il cronometro dice 17:04. Alla fine chiaramente del primo tempo. Frasao va dietro da Buxton. Un po' impreciso questa volta, Riso nell'addomesticare il pallone, di fatto regala una rimessa facile all'Ardea che gioca dal basso con Mrak, Ceniccola, ancora Mrak, il capitano ruba palla lì davanti l'Heracles, quindi Buxton, Frasao in verticale, non si è inteso con Daniele Riso che voleva la palla sull'esterno, Frasao l'ha lanciata in verticale, poi male questa occasione la gestione di Simone Mrak, capitano quest'oggi dell'Ardea, 14 le reti finora realizzate, l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare per lui, ricca di infortuni, nonostante ciò 10 gol messi a segno l'anno scorso, quest'anno già a 14. Allora Riso va in verticale, Frasao, Mrak non lo fa passare, usa bene questa volta il corpo, il numero 15 dell'Ardea per evitare che il 99 avversario riuscisse ad avanzare, rimessa laterale per l'Heracles, Riso alla battuta, quindi si muove Turek, slovacco, 8 gol realizzati finora, è arrivato a dicembre dal Kus Mulise, ex Slavia Praga, stato premiato come talento dell'anno in Slovenia nel 2016 e nel 2018. Oggi è il numero 15 dell'Heracles. Nel frattempo rimessa laterale per la formazione di casa. Riso va dietro da Frasao sulla pressione di Ceniccola, il pallone è in verticale, era buona l'idea, era buona la chiave di lettura, non ha seguito al meglio il movimento Turek. E allora rimessa laterale per l'Ardea, Carletti va sul pallone che gioca dietro, il lancio è lunghissimo per nessuno. Mugnaini non è riuscito a trovare il compagno lì davanti, allora Heracles può ripartire dal basso. 15 alla fine del primo tempo. Turek, Del Duca va da Rondon, attenzione perché è entrato numero 9 che non arriva su questo pallone, Mrak, e il Coco gestisce, uno sguardo in avanti, può inventare da qualsiasi posizione del campo, Carletti dietro da Mugnaini che non ci pensa due volte, allontana Jacopo Mugnaini, estremo difensore dell'Ardea, terza stagione consecutiva all'Ardea, ex United Pomezia, esperienza in Serie B per lui.
Frasao nel frattempo, lanciato nello spazio, buono il recupero di Simone Mrak, che ora parte palla al piede, Mrak fermato sul più bello, allora la controffensiva, Frasao la mette dentro, Mugnaini si rende protagonista di un'ottima parata, allontana in calcio d'angolo, bravo, reattivo soprattutto il numero 2 dell'Ardia. Non era un tiro facile, direzionato sul secondo palo, stato bravo, tiro potente soprattutto. E allora corner per l'Heracles, battuto dentro, Frasao di prima intenzione spedisce il pallone in rete e fa 1-0. Vigile sul passaggio, numero 99, trova il 21esimo centro stagionale. E allora riprende il gioco quando siamo al 14esimo minuto che manca al primo tempo. In vantaggio l'Heracles, ha sbloccato Frasao sugli sviluppi del calcio d'angolo dalla destra. Punizione per l'Ardia, che ora si trova costretta a rincorrere. Mrak allarga dall'altra parte, Marcucci, è stato reclamato un contatto da parte dell'Ardia, tutto regolare. Allora si procederà con la rimessa laterale per la formazione di casa. Turek, Del Duca, dall'altra parte non c'è nessuno, non trova il compagno perché Rondon era salito e Corrente era troppo dietro, rimessa laterale affidata all'Ardia. Ubaldo Pucino alla battuta, 4 gol finora per lui. Mrak ci prova, tiro ribattuto sul nascere, poi il pallone che arriva proprio dove è posizionata la nostra postazione, esce dal campo. Marcucci batte dietro, Pucino, Mrak, Rondon intercetta, ancora Pucino, gestisce, passaggio un po' rischioso. Mugnaini non ci pensa due volte, calcia via il più lontano che può quel pallone che in quella zona del campo scotta. Nel frattempo falso ingresso in campo, il numero 10 Angelo, 11 i gol realizzati finora. Turek dal basso, centralmente ha cercato Rondon, ben pressato da Marak, che ottiene la rimessa laterale. Pucino, Marcucci, Mrak in verticale per El Coco, mantiene il possesso il Coco, danza ora sul pallone, ottima la chiave di lettura per Pucino, Pucino, tiro di poco fuori. Pallone giocato subito in avanti da Correnti, poi c'è un duello aereo lì davanti, tutto regolare, vedremo quale sarà la decisione finale. Dovrebbe essere corner dalla sinistra per l'Heracles. Ed è così, Del Duca alla battuta, attenzione agli sviluppi di questo calcio d'angolo. Pallone altro per numero 15 Turek. Arrivato prima però il fischio da parte del direttore di gara. Allora punizione per l'Ardia. Mrak, pallone in verticale, Baxon più alto di tutti, ancora Mrak, va a recuperare, poi bisticcia un po' con il pallone tra i piedi, di fatto regala la rimessa agli avversari. Turek, Baxon a gestire dal basso per il numero 15, largo sulla sinistra, Pucino dà fastidio, più che altro ostruisce la visuale. Allora dialogano ancora i due all'interno della propria metà campo. Rondon lascia scorrere, Rondon il mancino a chiudere, respinto. Allora può ripartire l'Ardia con Marcucci a campo davanti a sé, Marcucci la mette al centro, arriva il Coco a raccogliere quel pallone, spalla alla porta, il Coco va dietro per Mrak, Marcucci ne salta uno, poi ancora da Mrak che cambia tutto un po' alla cieca. Baxon riesce ad evitare, anzi no, è rimessa laterale per l'Ardia che si batterà dalla tre quarti. Fascia destra, Mrak va a lungo, il Coco vuole restituirla, passaggio ostruito, allora può ripartire l'Heracles con Angelo, sbaglia il passaggio, Marcucci recupera, la mette dentro il Coco, il pallone è alto.
si era inserito bene e il Coco sul secondo palo non è riuscito però a trovare lo specchio della porta. E allora rimessa dal fondo, gestita subito con Buxton che voleva il movimento in verticale di Angelo. Poi si confrontano i due. Numero 77 voleva che Angelo spingesse di più. Rimasto un po' ancorato in questa occasione il numero 10 dell'Heracles. Per lui un passato nel calcio a 11 uruguaiano. Nel frattempo Rondon ruba il pallone lì davanti e la mette al centro per Daniele Riso, che non ha problemi a spingere il pallone in rete, a trovare il gol del 2-0 e il 12° centro stagionale per lui. Riprende la manovra con l'Ardia sotto di 2 gol. Heracles avanti. Marcucci prova ad entrare in area di rigore, chiuso da 2 casacche bianche. Riso, Cardillo, il capitano porta palla, va da Rondon, ancora poco nei meccanismi di gioco della formazione di casa, anche se comunque i ragazzi di mister Olleia conducono avanti di 2 gol quando mancano 12 alla fine del primo tempo. Riso, passaggio un po' rischioso per Buxton, Marcucci esce in pressione. Poi buono il pallone al centro di Cardillo per Riso, che non è riuscito però a stoppare. Mugnani calcia lontanissimo, Marcucci con la testa, Carletti ci arriva, forte e potente, di poco fuori, c'è stato fallo. È arrivato bene il numero 14 di puro agonismo, nel frattempo chiamato il time out dalla formazione ospite. Allora andiamo a vedere quelle che sono un pochino le statistiche dell'Ardia in questa stagione, perché la formazione di mister Masci lotta per la zona playoff. 25 punti fatti in casa, 28 quelli realizzati invece in trasferta. L'Ardia che arriva al match odierno con 6 vittorie consecutive, ma se contiamo anche il pareggio della 15ª giornata, il 6-6 contro la Sanvetese, sono 7 i risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta risale al 20 dicembre del 2023, quando l'Ardia ha perso per 5-0 contro la Polisportiva Ciampino. 87 gol realizzati, di cui 52 in casa e 35 in trasferta. Squadra che l'anno scorso ha militato nella Serie C2, ha vinto il campionato con 70 punti, 133 gol realizzati, 23 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, dato impressionante. Allora può riprendere il gioco, si riprenderà con questo calcio di punizione per l'Ardia, quando il cronometro dice 11:59. Alla fine del primo tempo, nel mentre Corrente sistema la barriera, 2 gli uomini, si tratta di Cardillo e Buxton, che ora lascia, torna qualche metro più indietro, mentre Carletti e Marcucci sul pallone. Carletti lascia a Marcucci, uno sguardo dentro, Marcucci, forse era uno schema perché ha cercato Emiliano Ceniccola posizionato sul secondo palo, nel caso non è riuscito. L'Ardia nonostante tutto guadagna la rimessa laterale, anzi no, il corner, no, è rimessa laterale per le casacche nere. Servito dietro Marcucci, ultimo dei suoi, cambia tutto per Ceniccola. Pucino, era buono il movimento, anche il passaggio di Pucino, troppo lungo, troppo forte, rimessa laterale per l'Heracles. Buxton sistema il pallone, il movimento di Riso, visto e servito il numero 7, ancora Buxton, danza sul pallone, gioco di prestigio. Cardillo la restituisce dietro, si apre Corrente, Buxton preferisce mettersi in proprio. Cardillo a giocare corto mentre Buxton parte nello spazio, passaggio che non trova alcuna casacca bianca lì davanti, quindi Mugnani va subito in verticale, pallone spizzato dal numero 19 Damiano Marcucci, senza trovare però lo specchio della porta. Servito corto Buxton,
Rondon lascia scorrere, pressato da Carletti, lottano i due, bello il duello a cui stiamo assistendo lì davanti tra Rondon e Carletti. Questa volta ha avuto la meglio il numero 14 dell'Ardea. Corrente, va ancora da Rondon, subito per Riso, Buxon, ultimo dei suoi, c'è Nicola, esce in pressione, ancora Buxon, Cardillo, Riso, tocca morbido per Cardillo, arriva Ubaldo Pucino a fermare l'avanzata dell'Heracles, rimessa laterale per la formazione di casa, ricordiamo avanti di 2 gol quando manca 11 alla fine del primo tempo. Cardillo sistema il pallone, arriva Riso, la mette dentro, Rondon non riesce a girarsi, allora la controffensiva dell'Ardea con Pucino che va centralmente, non riesce ad arrivare dall'altra parte. Ultimo tocco è stato proprio del numero 22, rimessa laterale quindi per l'Heracles. Riso sul pallone, Buxon chiama il movimento dei compagni, si apre quindi corrente, servito proprio l'estremo difensore. Poi il pallone è troppo lungo per tutti, raccoglie Mugnani da portiere a portiere, Cinicola. Carletti in verticale, Rondon non fa passare nulla, prezioso il lavoro sia in fase offensiva che in fase difensiva del numero 9 dell'Heracles. Poi besticcia un po', Rondon arriva, non riesce a coordinarsi, spreca di fatto un'occasione, pallone fuori. La mette giù, Marcucci prova ad andarsene nello stretto, bello il tip tap, poi il tiro, bella anche la parata di Corrente, respinto il pallone, poi Cardillo non ci pensa 2 volte, con la prepotenza giusta agonistica va ad allontanare quel pallone che in quella zona del campo scotta. Mrak, è rientrato il capitano, va da Marcucci, è pericoloso in quella zona, se la sposta Buxon, usa il corpo per proteggere, per riconquistare il pallone, poi parte nello spazio il numero 77, fermato, la controffensiva, 4 contro 1, Rondon ferma tutto, allora dall'altra parte l'Heracles, il pallone nello spazio, ottimo il recupero di Ubaldo Pucino. Si è alzato molto il ritmo di gioco in questi ultimi istanti di gara, che ha dato come sviluppo finale il corner dalla sinistra per l'Heracles. Sul primo calcio d'angolo della partita l'Heracles ha sbloccato il risultato con il conseguente gol di Frazao. Buxon è pronto alla battuta, dentro Angelo, il pallone dietro per Riso che non va al tiro, Rondon la mette giù, Rondon sbaglia il tocco e il Coco recupera, ancora il Coco mantiene il pallone in campo, anzi no, è uscita la sfera, rimessa laterale per l'Heracles. Riso, Turek, Rondon tocca solamente la palla che rimane lì, Turek per Riso, il tocco è morbido, ancora il tiro con i piedi, Mugnani dice di no. Protagonista numero 2 dell'Ardea di svariati interventi finora, quando il cronometro dice 9:29 alla fine del primo tempo, Heracles avanti di 2-0. Angelo non aggancia nessuno, quindi il numero 10 è costretto a correre ai ripari, cerca la verticale, nel frattempo Frazao era andato ad occupare le zone centrali del campo e allora palla di fatto regalata all'Ardea. Ci pensa Simone Mrak a battere, ancora Mrak in verticale, bello lo scambio. E il Coco lancia lunghissimo, era partito nello spazio Mattia De Vecchis, 21 anni, il prossimo 13 aprile, settore giovanile del Laurentum, calcio a 5 per lui. È riuscito in qualche modo a conquistare la rimessa laterale che batterà proprio lui. Mrak carica il destro, altissimo. Riso alla battuta della rimessa, Turek sulla pressione del Coco, pallone che tocca il soffitto, quindi sarà ancora rimessa laterale, questa volta però per l'Ardea.
De Vecchis riceve dal Coco, non aggancia però, allora la controffensiva con Frazao, il pallonetto e trova un gol magnifico di puro istinto, di pura personalità. 3-0 a favore dell'Heracles. Si è ritrovato il pallone lì davanti Frazao, non ci ha pensato 2 volte, ha visto lo specchio della porta libero, si è coordinato, tocco con il destro, pallone dentro, Heracles 3, Ardea 0, riprende nel frattempo il gioco, Mrak. Sulla pressione Turek che ci arriva, non riesce però Frazao ad arpionare quel pallone dal fondo, quindi la formazione ospite con Mugnani. Va subito in verticale, De Vecchis la mette giù, la protegge Angelo, non lascia spazio, non lascia respiro al numero 30 dell'Ardea. E il Coco cerca Mrak, parte nello spazio nel frattempo il Coco, il pallone proprio per lui, era ottima la chiave di lettura, non è riuscito però ad intercettare, a stoppare quel passaggio il Coco che nel frattempo reclama un fallo. Tutto regolare però si continua a giocare con Turek. Angelo, il taglio del numero 10, pallone forse un po' troppo accelerato questa volta da Frazao che ha spedito subito in avanti, quindi Mugnani per il Coco con la testa, reattivo, corrente, chiude sul primo palo. Rimessa laterale per l'Ardea, match molto vivo, c'è Nicola, lo stop con la sola, poi il mancino, schermato sul nascere, Mrak la mette giù, uno sguardo in avanti, Angelo arriva sul pallone, anzi no, è Frazao che la mette al centro. Arriva in un secondo momento Vittorio Bianchi a concludere senza trovare però la porta, ripartenza, il pallone dentro, c'è Nicola di prima intenzione. Pallone sul fondo e non è neanche calcio d'angolo, non ha toccato corrente a giudizio del duo arbitrale. Invece sì, c'è stata la deviazione dell'estremo difensore, quindi calcio d'angolo per l'Ardea. Infatti chiede indicazione anche El Coco. Confermato il corner, c'è Nicola, è libero. Dall'altra parte del campo De Vecchis si muove. Pallone forte dentro, ancora il Coco, ci prova sul secondo palo, la palla che attraversa tutta l'area di rigore senza impattare nessuna casacca nera, rimessa laterale, Mrak dalla lunga distanza, Frazao ci mette il mancino, manda tutto, un calcio d'angolo, chiamato probabilmente uno schema, tutti fuori, i ragazzi dell'Ardea, e il Coco. Passaggio intercettato, Frazao riparte in velocità, Turek dà sostegno, Frazao arresta la corsa, poi va dietro per Bianchi, atterrato nel frattempo il numero 99 dell'Heracles, calcio di punizione per la formazione di casa quando il cronometro dice 7:48 alla fine del primo tempo, risultato di 3-0 a favore dell'Heracles. Nel frattempo rientra in campo Baxon al posto di Bianchi. Dà indicazioni dalla panchina Matteo Olleia. Mugnani sistema la barriera mentre Frazao sistema il pallone, Angelo è lì vicino, Turek sul primo palo, Baxon sulla fascia destra del campo. Vedremo quale sarà lo sviluppo di questo calcio di punizione. Va Frazao per Angelo con il mancino, provato subito il tiro in porta, senza successo, rimessa dal fondo. E il Coco. Mrak va sulla destra, sbaglia il passaggio però Marcucci, poi Turek non riesce ad avanzare, ancora Mrak a recuperare l'ennesimo pallone di questo primo tempo, Carletti non stoppa lì davanti,
ma ottiene e si accontenta anzi della rimessa laterale. Mrak con la suola avanza, la mette sul secondo palo, ottima la chiusura dell'Heracles che ora può ripartire con Frasau. Frasau uno sguardo dentro, Angelo non può arrivare, allora la controffensiva, Carletti ci prova lui, pallone alto. Riparte dal basso l'Heracles. Angelo che ora rallenta il ritmo di gioco, fa respirare i suoi compagni. Del Duca, Frasau, Turek, il movimento di Del Duca in avanti, Turek va da Angelo sulla destra, muove il pallone il numero 10 che però non si intende, non si stabilisce il feeling con Turek, quindi rimessa laterale per l'Ardea. Mrak, ultimo dei suoi, ha spazio per avanzare, va da Marcucci che da lì può anche andarsene e pensare poi al tiro in porta. Il Coco con la conclusione schermata. Turek, buona la triangolazione con Del Duca, ancora Turek protagonista sulla sinistra. Del Duca avanza allo stop, Turek ci prova la serpentina, poi il pallone dentro, Turek il tiro sul secondo palo, becca proprio il legno, il numero 15 dell'Heracles. Buona l'occasione, niente da fare, si rimane sul 3-0. Frasau intercetta il pallone, Del Duca che è libero, il tacco, anzi no, va ancora da Frasau. Angelo si fa vedere lì vicino, c'è Turek dall'altra parte. Del Duca, il contromovimento, servito a Turek. Frasau gira subito, Del Duca di prima intenzione, Angelo fa il dribbling sulla fascia sinistra, ancora Del Duca in verticale, ottimo il recupero di Carletti che ha anche subito fallo nell'andare ad intercettare quel pallone. Un buon calcio di punizione per l'Ardea che consente di avanzare, di guadagnare metri, di sforzare il bacino e il baricentro un po' più avanti. Nel frattempo Mrak se ne va, elegantissimo, la mette al centro dove c'è Damiano Marcucci a spingere in rete il pallone, accorcia le distanze l'Ardea. 3-1. Ottima l'intuizione di Mrak ad andarsene sulla fascia sinistra, ne ha saltati due per poi direzionare il pallone al centro, servire un assist splendido per Marcucci. 3-1 quindi il risultato quando manca 5 minuti e 44 secondi al termine del primo tempo. Del Duca centralmente, pallone forte, Turek, Pucino recupera per l'Ardea, Turek non si dà per vinto, riconquista il pallone, poi non riesce ad avanzare, Mrak chiude tutto. Mugnani, uno sguardo in avanti, va subito lunghissimo, Bianchi tocca, si sono visti i capelli del numero 37 spostarsi a causa del tocco del pallone, calcio d'angolo dalla destra per l'Ardea, la chiama Mrak, il pallone è proprio per lui, arriva Mrak nell'angolino, si coordina benissimo e ora sì che si riapre la partita. 3-2. Quindicesima rete stagionale per Simone Mrak, capitano dell'Ardea, che ha dato una scossa prima con l'assist per Marcucci, poi con il gol di sua iniziativa che vale il 3-2. Allora partita completamente riaperta. Nel frattempo corrente, calcia lontanissimo, palla che esce dal rettangolo, Mrak dall'altra parte, il pallone un pochino troppo forte. Del Riso si appresta alla battuta per l'Heracles, Rondon non arriva, sbaglia Del Duca questa volta a servire, numero 9, il bomber dell'Heracles. Mrak, Rondon intercetta al centro per Turek, tocco per Del Riso, ci prova ma non trova però lo specchio della porta, rimessa dal fondo, gestita subito in avanti per nessuno. Riso controlla e si accontenta saggiamente della rimessa laterale. Nel frattempo chiamato time out. Heracles che arriva molto orgogliosa e contenta alla gara di oggi perché
martedì 5 marzo, lo scorso martedì, ha conquistato dopo il 3-3 dell'andata e la vittoria per 6-2 della gara di ritorno contro la Partenope Futsal l'accesso alle Final Four della Coppa Italia fase nazionale, dopo aver vinto il 7 gennaio al Pala Cesaroni di Genzano la Coppa Italia Lazio proprio contro l'Ardea Calcio a 5, partita che finì 7-2 per l'Heracles. Ora, a meno di variamenti di programma, le Final Four si terranno a Bernalda e a Policoro il 23 marzo, le semifinali al Pala Campagna, mentre il 24 marzo la finale al Pala Ercole di Policoro. Si riprenderà con la rimessa laterale per l'Heracles quando il cronometro dice 4:54 alla fine della prima frazione. Servito Turek che chiama il movimento lì davanti di Rondon. Baxon, uno sguardo in verticale. Turek, Reso. Ancora Turek con il tacco, rischia un pochino, poi riesce a cavarsela. Il passaggio è dentro per Baxon, c'è Rondon lì davanti. Baxon accelera forse la giocata, voleva l'imbucata per Riso, ottiene però la rimessa laterale dall'altra parte. Rondon, Baxon, Riso si muove sulla destra, visto e servito il numero 7. Ancora Baxon, Turek prova il tip tap, non riesce ma ottiene fallo laterale. Battuta sulla destra per Baxon. Baxon prova ad andarsene, ci riesce, poi tira. Pallone respinto. E Turek chiude l'eventuale ripartenza, la ferma sul nascere per l'Ardea. Allora Matteo Carletti va alla battuta della rimessa laterale. Mrak. Baxon può anche pensare al tiro, preferisce andare da Riso. Pallone un po' impreciso, rimessa laterale questa volta, anzi ancora una volta per l'Ardea. Mugnani sulla pressione di Rondon, calcia lontano, poi la chiama dall'altra parte corrente da portiere a portiere. Turek, Baxon, Reso, ancora Baxon, pallone morbido alle spalle della difesa, chiude bene Mrak, poi riesce ad andarsene, arriva però il fischio da parte del direttore di gara. Carletti che ha subito colpo al volto, giustamente è stato interrotto il gioco per andare a controllare, a verificare quelle che erano le condizioni del numero 14 dell'Ardea. Sempre giusto andare a chiedere se è tutto a posto quando il colpo è al viso. E allora si riprende con Marcucci a gestire dietro per Mrak. Cenicola. Rondon dà fastidio lì davanti, la pressione è efficiente perché di fatto impedisce all'Ardea di avanzare. Marcucci alla battuta. Mugnani ancora per Marcucci. Turek molto alto. L'Heracles nell'andare a pressare lì davanti. La rimessa laterale questa volta è lunga, il Coco lascia a Cenicola, ancora il Coco. Mrak su Baxon, non passa sul numero 77 che ora può ripartire a campo davanti a sé, il doppio passo, mantiene il controllo, poi perde l'equilibrio, forse si è ingannato anche lui nel gioco di prestigio che stava compiendo. Allora rimessa dal fondo, battuta in verticale, ottimo Riso nell'andare a colpire di testa il pallone, a fermare, anzi ad impedire al Coco di stoppare la sfera. Rondon conquista, Riso entra dentro, Riso carica il mancino, pallone respinto, poi allontanato dalla difesa. Frasao arriva però prima di tutti Marcucci, Marcucci che pensa al tiro, Marcucci
la insacca e fa 3-3, parità ristabilita sul rettangolo. È stato bravissimo Damiano Marcucci ad andare a credere su quel pallone, a puntare la porta, a tirare dritto in rete, rete che si è gonfiata. 3-3, si riparte dalla parità con Baxon per l'Heracles a gestire in avanti. Il Riso, lo stop prima però di lui c'è Nicola, subito ad non dar respiro al numero 7 avversario. Il duello tra i due numeri 7 della gara. Rondon, primo squillo, primo vero squillo da parte del numero 9. Pallone alto. Mugnaini lascia scorrere Rondon e raccoglie corrente. Frasao la protegge lì davanti, si continua a giocare tutto regolare, non si dà per vinto Frasao. Rondon richiama V, poi deve lottare praticamente contro 4 giocatori, considerando anche il suo compagno di squadra Frasao. Ottiene il calcio di punizione, potrebbe nascere qualcosa di interessante dagli sviluppi di questo calcio di punizione. 2:31 alla fine del primo tempo, il risultato di 3-3, era avanti l'Heracles 3-0. Ardi è stata brava a recuperare, Baxon nel frattempo va dentro sul secondo palo. Era ottima la visione di gioco, ottima anche la respinta di Mrak ad allontanare tutto in calcio d'angolo, che batterà Riso dalla sinistra. Frasao, il contromovimento del numero 9, c'è Rondon libero, il pallone proprio per lui, troppo debole. Allora la ripartenza con il Coco lanciato nello spazio, fermato da Rondon. Arriva anche il cartellino giallo per il numero 9 dell'Heracles, ha speso un fallo in maniera quasi oggettiva. Si stava involando verso la porta avversaria e il Coco, ed era soprattutto scoperto, aveva campo libero davanti a sé. Fallo tattico di Rondon, se doveva prendere un cartellino giallo lo ha fatto nell'occasione giusta. Mrak sistema il pallone, Heracles è schierato dietro, va sulla destra per Cenicola, che torna ancora dal proprio capitano in avanti, non trova nessuno, raccoglie corrente che fa ripartire subito la manovra. Mrak con la testa, presente in ogni zona del campo, il numero 15 dell'Ardea, rimessa laterale per l'Heracles. Rondon riceve da Del Duca, Frasao, ancora Frasao, trova Del Duca dall'altra parte, Frasao, richiamo a V, poi Riso non riesce a stoppare, quindi Mrak se la ritrova lì davanti. Fermata l'avanzata dell'Heracles. Mrak, Rondon non lascia spazio, Rondon se ne va elegantissimo, Rondon nel destro, respinto con i piedi da Mugnaini. Poi Riso saggiamente si accontenta della rimessa dal fondo. Quando Rondon accelera è pericoloso, ancora lui, numero 9, a giostrare, pressato e chiuso però da 2 uomini. Rimessa laterale per l'Ardea. Mrak gira tutto per Marcucci, Marcucci prova ad andarsene, Riso arpiona dritto sul pallone, impedisce l'avanzata del 19 avversario. Rimessa laterale per l'Heracles, poco oltre la zona del centrocampo, quando il cronometro dice 1:23 alla fine del primo tempo. Del Duca, Rondon, ancora Del Duca, Riso si abbassa a ricevere il pallone, poi rischia un pochino Rondon sulla pressione di Mrak, riesce a cavarsela e arriva subito Cenicola.
fermare la ripartenza. Nel frattempo il direttore di gara che ferma il gioco perché Corrente ha subito un colpo, se vedo bene, all'occhio destro che si sta toccando. Si riprende, Frasao non aggancia, Ceniccola, ha opportunità per avanzare, Ceniccola, tiro ribattuto, corner per l'Ardea. ...59 secondi, chiaramente effettivi, al termine del primo tempo, 3-3 il risultato. Ha provato Pucino di prima intenzione, più per chiudere l'azione che per puntare alla porta. Si riparte con la rimessa dal fondo, Frasao servito lì davanti, Frasao spalla alla porta, prova a girarsi, non riesce, Mrak lo blocca e allora Riso. Rondon la tiene in campo, dall'altra parte per Riso, ancora Frasao, Riso, dialogano i due in verticale, il passaggio è bloccato, Ceniccola ci prova, tiro ribattuto sul nascere. Ardea che conquista la rimessa laterale dalla banda di sinistra, Ceniccola si impossessa della battuta e il Coco va a lui con il tiro dritto in porta, di poco fuori, c'è stata però una deviazione e quindi corner dalla destra per l'Ardea. Nel frattempo il Coco chiama lo schema, pallone per Mrak, Frasao va subito in pressione, Rondon anche a dar fastidio, poi Mugnani ci prova direttamente sul secondo palo, pallone fuori, Rondon la mette giù con il petto, elegante come sempre il numero 9 dell'Heracles, poi cerca il tocco morbido, pallone toccato da Mrak quando mancano 13 secondi alla fine del primo tempo. Rimessa laterale per l'Heracles. Del Duca, si muove Frasao, il pallone è dentro, Mrak chiude tutto e ora riparte 3 contro 2, Mrak va dentro sul secondo palo e arriva la parata provvidenziale di Corrente. Ultimi istanti della prima frazione, Ceniccola alla battuta del corner, dritto in porta, Del Duca chiude sul primo palo, ancora corner, il secondo consecutivo per l'Ardea. Questa volta si va da Mrak, non riesce a chiudere, Rondon, Riso, 2 contro 0 lì davanti, ma suona la campana, era andato in porta Rondon. Si conclude quindi il primo tempo di una gara finora molto divertente, è andata in vantaggio l'Heracles per 3-0, ha recuperato l'Ardea 3 gol, allora termina qui la prima frazione di gioco sul risultato di 3-3 tra Heracles e Ardea Calcio a 5. Facciamo una piccola pausa anche noi, a tra poco.
Rieccoci collegati qui dal palazzetto dello sport di Formia. Sta per iniziare il secondo tempo di Heracles Ardea. Match valido per la 21esima giornata del girone B Serie C1. Risultato parziale della prima frazione di 3-3, è andato in vantaggio di 3 gol l'Heracles, è riuscita a recuperarne 3 l'Ardea. È stato un primo tempo molto divertente, molto entusiasmante, dove sicuramente appunto non è mancata la noia. E allora ultimi controlli all'interno del rettangolo di gioco e poi si procederà al calcio d'inizio di questo secondo tempo. Heracles, ricordiamo che ha bisogno di una vittoria per conquistare direttamente la Serie B con 4 giornate d'anticipo, mentre Ardea insegue il settimo risultato, anzi la settima vittoria consecutiva. Si parte, inizia in questo istante il secondo tempo con la formazione di casa a gestire il primo pallone dal basso. E arriva anche la prima rimessa laterale della seconda frazione. Baxon sul pallone, Turek, uno sguardo in mezzo, Riso per Frasau, arriva Pucino a toccare il pallone con il piede mancino, a mandare in rimessa laterale, questa volta dalla sinistra. Fatto un buon contromovimento Frasau, Riso ha preferito Baxon lì dietro. Turek riceve al centro per Riso, ancora Turek, se la sposta dall'altra parte, Baxon, aggancio elegantissimo del numero 77, poi sbaglia, quindi riparte, e il Coco, finta il tiro al centro per Pucino, la palla che rimane lì, poi carambola in rete con un rimpallo sfortunato per l'Heracles. Il pallone che entra dentro, supera la linea di porta, si gonfia la rete, allora 4-3 a favore dell'Ardea. Riso, Frasau in verticale per Riso, il tocco dentro, stato bravo Mugnani ad intercettare, riparte l'Ardea con il Coco in verticale dove era partito Fucino, pallone troppo dietro rispetto alla posizione del numero 22, Frasau, Del Duca dall'altra parte per Minchella che voleva il movimento in avanti di Riso, non trovato il numero 7, rimessa dal fondo, servito Ceniccola. E il Coco lascia ancora Ceniccola che avanza sulla fascia destra del campo, Frasau ferma tutto, poi parte palla al piede, Frasau ci mette la mano Mugnani, calcio d'angolo. Primo corner del secondo tempo per l'Heracles, Del Duca sul pallone, si muove Riso, pallone dietro per Turek, ancora Del Duca, Turek si complica un po' la vita, allora decide di tornare dietro da Minchella che fa portiere con le mani, lunghissimo questa volta, Riso la mette al centro. Allora Minchella deve rincorrere un po' il pallone, poi tentenna un attimo, ma riesce a servire Turek che trova al centro Del Duca. Riso, Turek, richiama V, non passa però su El Coco. Rimessa laterale per l'Heracles, Turek sul pallone, si muove lì davanti Frasau, Riso, cambia tutto per Del Duca, ottimo il movimento, cercare ancora Turek, Del Duca, Frasau, la porta dentro al campo, poi sulla sinistra per Turek, se ne va il numero 15, lo scarico all'interno dell'area, non arriva nessuno, calcio d'angolo battuto subito, deviazione. Pucino, Frasau non lascia passare nulla,
Quando il cronometro dice 17:52 alla fine del primo tempo, risultato di 4-3 a favore dell'Ardea. C'è Nicola ora, pallone respinto, poi il Coco, ancora Minchella, protagonista della parata. Ottimo il doppio intervento da parte del numero 1, rimessa laterale, battuta al centro, allontana la retroguardia, Frasao può far ripartire la manovra, torna dietro, rischia un pochino, poi Heracles che si accontenta della rimessa dal fondo con Turek ad impostare dal basso. Riso la chiama, viene servito al numero 7 sulla fascia sinistra del campo, ancora Turek e ancora Riso. Frasao alza la testa, da lì può inventare, dare spazio alla sua creatività. Riso, Frasao, Turek, si muove Del Duca all'interno dell'area, Frasao sulla pressione di Marcucci, Turek torna dietro, nel frattempo sale l'Ardea, pallone ora intercettato, c'è Nicola, il mancino chiuso in sinergia da Frasao e da Minchella. Rimessa laterale per l'Ardea che ha iniziato con il piede più che giusto questo secondo tempo, e il Coco va con il tiro rapido e potente ma impreciso, rimessa dal fondo. Pallone lungo subito per Rondon che non aggancia. E allora Mugnani con le mani cerca la verticale per il Coco gira su se stesso, danza sul pallone, riesce ad andarsene ma non a controllare, poi falloso nel dribbling su Del Duca. Riso per Rondon, Turek, Riso, buono il fraseggio lì dietro dell'Heracles, ancora Riso, c'è Turek lì vicino, si va dal numero 15. Nel frattempo si fa sentire il palazzetto dello sport di Formia, c'è Nicola, va su quel pallone, se la cava alla retroguardia dell'Heracles, Rondon la domestica dentro per Riso, lo scavetto, traiettoria troppo alta. Riprende la manovra con Cenicola, subito la pressione di Riso a non lasciare spazio e margine di manovra al numero 7 avversario. Lancio è lunghissimo, non tocca nessuno, rimessa dal fondo. Minchella va da Riso che non controlla, rimessa laterale regalata all'Ardea. E il Coco, parte il numero 13. Gestisce, poi con un no look va centralmente, raccoglie però l'Heracles. Rondon 2 contro 1, Rondon, c'è Del Duca dall'altra parte, era un passaggio, deviazione di Marcucci, calcio d'angolo per l'Heracles. Tutti fuori dall'area di rigore. Ora entrano Turek e Rondon, il pallone è per Riso con il destro. Ottima la coordinazione, un po' meno la traiettoria balistica. E allora Mugnani con le mani, lunghissimo la palla che esce, c'è stato nel frattempo fallo, credo sul Riso, c'era anche Minchella in quella zona. Turek riceve sulla sinistra, ha spazio e campo per avanzare. Del Duca, Riso, ancora Turek, Rondon, il contromovimento del numero 9, riceve poi l'attaccante. Dialoga in un secondo momento con Riso, Rondon, Turek. Si muove Del Duca sul secondo palo, Rondon avanza nel frattempo l'Heracles. Turek se la sposta sul destro, lo prova, fuori. Cronometro che segna 15-19 alla fine del secondo tempo. In avanti l'Ardea, ancora con un pallone lunghissimo direttamente da Mugnani, non capitalizzato lì davanti. Allora Rondon con la testa ha provato a spizzare, non trovando però per niente lo specchio della porta, addirittura rimessa laterale per la formazione ospite. Marcucci alla battuta. Rondon va in pressione, se la cava in qualche modo Mugnani, allontana e rimessa laterale dalla sinistra.
Battuta dietro, Turek può inventare qualcosa, Turek entra dentro, poi ci prova, tentativo personale da parte del numero 15, esito negativo. Nel frattempo sono entrati Angelo e Frazao e allora lì davanti può essere che ora ci fanno divertire. Carletti protegge il pallone, tutto regolare, si continua a giocare con la rimessa laterale affidata all'Heracles. Frazao, Del Duca, Angelo, ancora Del Duca, si muove Rondon sulla sinistra, si torna dietro da Minchella, va lunghissimo, ottimo però l'anticipo di Damiano Marcucci, quindi Angelo alla battuta della rimessa praticamente dalla stessa posizione della precedente. Frazao la muove, numero 99, poi prova ad andarsene, non riesce, pallone carambola, out. Del Duca batte centralmente per Rondon. Frazao, Del Duca, ancora Angelo, Del Duca, lì vicino Rondon, vis servito il pivot che muove la sfera con la suola. Angelo, Heracles che in questo momento non sta trovando spazi in profondità, ci prova ora con Del Duca che non aggancia, era ottima però la chiave di lettura di Angelo per andare ad aggredire lo spazio in verticale. Pallone in avanti. Ancora una volta l'Ardia non sfrutta, come se stesse un pochino giocando a ribasso ora la formazione ospite. Allora Del Duca per l'Heracles, dietro per Angelo che si mette in proprio, bello il tip tap, si allunga troppo però il pallone nell'ultimo tocco, in avanti c'è Niccola, non arriva. Quindi Del Duca ha spazio per avanzare. Frazao, Angelo, ancora Frazao. Frazao gira dall'altra parte, Rondon parte nello spazio, il taglio anche di Angelo ad occupare le posizioni centrali del campo. Frazao con lo stop riesce a sorpassare la pressione, ma non a servire Del Duca sulla sinistra. Rimessa laterale, battuta centralmente. Marcucci non avanza, si accontenta però della rimessa, questa volta dalla fascia di sinistra, la chiama Ceniccola in avanti, servito, accontentato proprio il numero 7 che lotta con Frazao e ottiene il fallo. Punizione, battuta dietro, Mrak va sulla sinistra, Frazao chiude tutto, allora può ripartire l'Heracles con Angelo ad aspettare l'arrivo dell'avversario da dietro. Riso, Rondon, Frazao, Riso, ancora Frazao, Angelo, tutta schierata al di sotto della linea del pallone, l'Ardia all'interno della propria metà campo. Rondon si gira bene, Rondon tiene il calcio di punizione e conseguente cartellino giallo per Simone Mrak. Questo può essere sia un fallo che pesa, sia un cartellino giallo che pesa a danni del capitano dell'Ardia. Frazao sul pallone, c'è lì vicino anche Riso, mentre Rondon e Angelo aspettano fuori. Viene chiamato uno schema, 2 gli uomini in barriera per l'Ardia. Va Frazao che lascia a Riso,
pallone è per Angelo, deviazione, la palla che rimane lì, Frasao ci prova ma Mugnani dice di no. Si rimane quindi sul 4-3 a favore della formazione ospite quando il cronometro dice 12:27 al termine della gara. Battuto male questa volta il corner dall'Heracles, ma una seconda possibilità. Riso, il tacco, Angelo cerca il varco, Frasao servito sulla sinistra, al centro Rondon sbaglia lo stop, poi libera in un secondo istante Simone Mrak. Rimessa battuta dietro per Riso, Angelo ci prova dalla lunga distanza, ha visto lo spazio, ha cercato il varco, tentativo però con esito negativo. E allora rimessa dal fondo, battuta lunga per Coco, Riso arriva prima di tutti, si trasforma in un passaggio per Frasao, lungo da Angelo, ottimo il recupero in scivolata praticamente di Matteo Carletti, chiaramente pulito sul pallone. Si era inserito bene però Angelo, e allora corner per l'Heracles, pallone lungo da Riso che lascia scorrere, non controlla e torna dietro Minchella, ancora per Riso, ha spazio per avanzare il numero 7, Mrak ferma tutto e riparte con l'Ardea e il Coco chiuso in un secondo istante da Riso. Palla in movimento, chiede scusa il Coco, errore che di fatto da lui non ci si aspetta per la sua esperienza. Nel frattempo sale anche Minchella per creare superiorità numerica lì davanti. Turek, Riso, Rondon se ne va sul destro, non riesce a calciare perché prima di lui arriva Carletti, rimessa laterale. Frasao, il tocca dentro, deviazione, pallone diretto sul primo palo e calcio d'angolo. Chiama lo schema Frasao, si muove Turek, il pallone è sul primo palo, è stato il tocco con la mano se ho visto bene da parte di Rondon. Pallone lunghissimo, traversa, la palla che rimane in gioco, poi non arriva bene, la triangolazione che vede protagonista Ubaldo Pucino a spingere il pallone in rete, a realizzare il gol che vale il 5-3 a favore dell'Ardea. Allora ora si complica la situazione per l'Heracles che vede per il momento rimandato il sogno Serie B. Riso non arriva sul pallone, mentre dall'altra parte chiaramente l'Ardea conferma il suo periodo floreale di positività. Pallone troppo lungo per il Coco. Turek avanza il numero 15, Rondon, pallone dentro, c'è stato fallo da parte di Turek per un blocco su Simone Mrak che rimane a terra. Si rialza ora il capitano dell'Ardea. Pucino batte lungo il Coco centralmente, Mrak è partito nello spazio Pucino, Mrak se ne va solamente in un primo istante. Nel frattempo direttore di gara che ferma il gioco, estrae il cartellino giallo per un dirigente dell'Heracles.
Carletti, si muove Pucino, servito, numero 22 che prova subito, tiro ribattuto, poi il calcione, palla out. Turek si mette in proprio, poi cerca Frasao, Turek, verticale per Riso, la stoppa Riso, subito chiuso da Pucino. L'ultima deviazione è proprio del numero 22, corner dalla sinistra per l'Heracles, battuto per Rondon, la schiaccia ma troppo. Carletti, arriva Turek subito a rubare quel pallone al centro, Frasao, Riso con il destro, Mugnaini la toglie dall'angolino. E allora corner per l'Heracles. Del Duca, Turek ordina calma e tranquillità ai suoi. Ancora Turek, la scambia con Riso, Turek, ancora Riso, Del Duca, Rondon la mette dentro, il pallone che schizza in quella zona del campo, poi arriva il Coco a fare un grande lavoro difensivo, a liberare da quella zona, rimessa laterale, battuta dietro, 9:54 al termine della gara. Turek, Rondon, Turek, Rondon, dialogano i due. La pressione di Pucino, Turek, nuovamente per Rondon e ancora una volta il numero 15. Riso, ottima la triangolazione, Frasao, poi è il Coco, entra in maniera scordinata su Riso commettendo fallo. Battuta alla punizione, Turek, finta il tiro, poi va da Riso, ancora Turek, la muove con la suola, chiama il movimento di Rondon, pallone per Frasao, cambia da Del Duca, non si comprendono i due, e allora ha chiamato il time out dalla formazione ospite. Ricordiamo risultato di 5-3 a favore dell'Ardea, che nella prima frazione di gioco era sotto 3-0, 9:20 al termine della gara. Nel frattempo è suonata la sirena, si deve ritornare a giocare. Munito in questo istante il mister dell'Heracles, Matteo Leia. Si può riprendere con Mugnani con le mani, lunghissimo, pallone per nessuno, Menichella lascia scorrere, corto per Riso, Frasao, Rondon, ancora Frasao, si muove Riso, pallone in verticale, lunghissimo, non c'è nessuno, quindi è il Coco, l'anticipo di Frasao che parte palla al piede, poi arresta i suoi passi per servire Riso. Riso, lo scarico è dietro, deve rincorrere numero 7, Turek, ancora Riso,
Del Duca. Frasau, Del Duca, Frasau. Riso, spalla alla porta, lo scarica a Frasau. Cerca un compagno libero, Turek, stop e tiro. Mrak, irruento, puro agonismo, mette via. Frasau. Heracles rimane in avanti, Rondon la mette al centro. Non arriva, anzi non arpiona Riso. Niente da fare per l'Heracles, rimessa laterale a favore della formazione ospite. Pallone però in movimento, controfallo, quindi rimessa che spetta di diritto all'Heracles. Turek. Frasau. Turek. La chiama Del Duca. Pallone per lui, Rondon, Frasau ha spazio per avanzare, ancora da Rondon. Del Duca è libero davanti a sé, ci prova sul primo palo, blocca Mugnani, poi la porta è scoperta, attenzione Frasau, ottimo il recupero del numero 99. Turek, ancora in avanti l'Heracles, totalmente nella metà campo avversaria, 7:40 al termine dell'incontro. Turek, Frasau, Del Duca al centro, non c'è nessuno. Poi rischia un pochino Riso, va a dar fastidio, Mrak in qualche modo se la cava, ma l'ultimo tocco, se ho visto bene, è stato il suo. Quindi rimessa laterale per l'Heracles. Turek, Frasau, Turek aumenta il passo, Frasau ci prova, respinta alla conclusione dalla lunga distanza. Allora riparte l'Ardea con Pucino, Pucino spreca un'occasione, pallone altissimo. Turek, ancora numero 15, Frasau molto partecipe nei meccanismi di gioco dell'Heracles. Turek, Riso, Turek finta il tiro, poi va ancora da Frasau, è questo ormai lo schema della partita. Pucino intercetta, tocca però con la mano numero 22 dell'Ardea. Ardea che è arrivata al quinto fallo realizzato questa seconda frazione, quando mancano 6:54 al termine della gara. Punizione da buona distanza, anche abbastanza centrale. Rondon e Turek sul pallone, lì vicino anche Del Duca, mentre Frasau occupa la zona del secondo palo. Rondon lascia Turek con il destro, incrocia dei pali, niente da fare. In un secondo momento c'è stata la deviazione, se ho visto bene, di Mugnani, calcio d'angolo, servito dietro Del Duca. Turek, Del Duca in verticale, Rondon la mette al centro, schermato, poi palla dall'altra parte che non impatta alcuna casacca bianca. Turek avanza il numero 15, Riso va dentro, Mugnani super protagonista. Frasau, Turek si muove, entra bene dentro, non si intende però con Rondon che voleva il pallone sui piedi. Occasione sprecata per l'Heracles lì davanti, rimessa laterale dal basso per l'Ardea. Battuta lunghissima, Pucino, bello il controllo con il tacco, poi non è riuscito a coordinarsi al meglio per puntare direttamente la porta. Rondon riceve davanti, lascia scorrere, reclama il fallo, tutto è regolare. Turek anticipa tutti, il Riso appoggia a Frasau. Turek se la mette sul destro, poi torna dietro per Frasau.
Rondon si muove sul primo palo, Turek sulla pressione dei Marcucci, Turek il mancino, vede il passante, la mette proprio lì, accorcia le distanze, 5-4. Gol di puro istinto da parte del numero 15 dell'Heracles, che ha visto quello spazio, quella traiettoria, l'ha messa lì, traiettoria perfetta con il mancino. Allora si riapre la partita. Heracles 4, Ardea 5 quando mancano 5:22 al termine del secondo tempo. L'Heracles è ancora vivo, ci crede ancora. Come è il motto della società, sognare si può. 15 Nicola per l'Ardea. Mrak in avanti, Pucino, spalla da porta, la protegge, ora può girarsi il numero 22. C'è Nicola, prova il tip tap, Angelo va a controbattere. Mugnaini serve subito Rondon, Rondon prova il dribbling, se la mette sul mancino, Riso. Incredibile come il pallone non sia entrato in rete. C'è da capire se c'è stata una deviazione. E allora sì, sembra esserci stata la deviazione. Nel frattempo il cronometrista che va a dire qualcosa alla panchina dell'Ardea, ha ammonito il numero 22 Ubaldo Pucino. Battuto dietro il corner, Turek, alto questa volta. Pallone lunghissimo, raccoglie la retroguardia, riparte l'Heracles con Riso. Rondon, punta Mrak, Rondon, raddoppiato dal Coco. Alla meglio il numero 13. Heracles che sta giocando con il portiere di movimento. 4:42 al termine. Frasao gira per Turek. Ancora Turek, si muove Frasao. Servito proprio il numero 99 Riso. Il tiro troppo morbido. Poi il pallone che tocca alto il soffitto, rimessa laterale per l'Heracles. Respinto il pallone da Mugnaini. Riso batte corto per Turek. Frasao, ancora numero 99 D'Angelo. Turek, lì vicino c'è Rondon. Frasao a gestire da ultimo dei suoi. Angelo, Turek fa partire ora il destro, ribattuto ancora prima che potesse prendere quota. Rondon va dietro per Turek. Frasao, Angelo, Frasao, Turek, esce Mrak in pressione, Turek gira sulla sinistra e il Coco. Turek ci prova con i piedi, Mugnaini reattivo. E allora Riso batte corta, la rimessa laterale ancora per Turek, molto nel vivo del gioco in questi ultimi minuti. Frasao, Angelo, finta il mancino, poi va ancora da Frasao. Rondon carica il destro, Riso, palo, incredibile, il pallone non è entrato. E si rimane quindi sul risultato di 5-4 a favore dell'Ardea quando mancano 3:21 alla fine del primo tempo. Pallone riconquistato, Rondon scherma tutto Mugnaini. Frasao, rimane in avanti l'Heracles. Turek, Riso la mette al centro sul secondo palo, un pizzico troppo in ritardo Angelo.
Nel frattempo capovolgimento di fronte, Turek bravo a gestire dietro con la testa per Minchella che può raccogliere con le mani, lanciare lungo. Rondon, Angelo, Turek, buona la triangolazione, Angelo chiude sul primo palo Mugnani, Turek rimane in avanti l'Heracles. C'è Rondon lì vicino, Turek fa una finta di corpo, poi va con Angelo, impreciso nel passaggio. Battuta dietro la rimessa, Turek va in pressione, Mugnani riesce ad allontanare un secondo prima. E allora time out chiamato dalla formazione di casa, 2 minuti e 34 secondi al termine dell'incontro. Il risultato dice per il momento Ardea 5, Heracles 4, una gara straordinaria, finita 3-3. La prima frazione, ora il risultato è di 5-4 dopo che l'Ardea nel primo tempo stava sotto di 3-0. Si riprende a giocare, servito Turek, Frazao, Angelo se la mette al centro, tiro che rimane in quella porzione di campo. Rimessa laterale, battuta dietro per Turek, Frazao che ha campo davanti a sé, Turek dialoga nuovamente con Frazao, Riso, Angelo che è libero sulla destra, Frazao, ancora Angelo, Frazao, avanza l'Heracles, Frazao carica il destro, impreciso. Allora attenzione perché la porta è scoperta e lancia a lungo per il Coco, spalla alla porta, il Coco da lì può inventare con il tacco, non trova nessuno. Mrak nuovamente dal Coco, Angelo ferma tutto, poi riparte bene il numero 10, a servire in un secondo momento Rondon ancora al centro per Angelo che finta il tiro, voleva Riso dall'altra parte, arriva alla conclusione dalla lunghissima distanza, il pallone però è uscito. E quindi rimessa laterale per l'Heracles quando il cronometro dice 1:48 al termine dell'incontro. Turek, Rondon, Turek, Rondon, gestisce male qua il numero 9. Aggancia bene, intercettando Rondon, parte palla al piede, Rondon la mette al centro, sul più bello, viene chiusa l'azione, Angelo. C'è lì vicino Frazao, a giocare da portiere in movimento, Angelo. Ancora il numero 10, si mette in proprio, pallone sul secondo palo, Turek sbaglia, non riesce a coordinarsi, era solo davanti a Mugnani, rimessa dal fondo, gestita male, Rondon lascia scorrere. Turek, porta palla, Del Duca si muove sul primo palo, Turek entra dentro, Rondon carica il destro! In diagonale di poco fuori.
58 secondi, chiaramente effettivi al termine della gara. Ora il pallone pesa. Turek. Angelo. La protegge, pressato da Elko, con il vicino del Duca. Arriva a dar sostegno all'avversario. Rondon del Duca, lo spazio per il numero 2. Rondon mantiene ancora il possesso. Poi da Angelo, lo stop del numero 10, va dietro per Frasao, entra dentro, la palla lì sul secondo palo dove c'è Rondon che non deve fare altro che appoggiare il pallone in rete e trovare il gol del 5-5. Chi se non lui, il bomber dell'Heracles. È ancora viva la formazione di casa che ora ci crede, ha rimesso in piedi la partita. 5-5. E il Coco arriva su prima di tutti su quel pallone bloccato. Allora la ripartenza con la controffensiva, 13 secondi al termine della gara. Angelo del Duca dall'altra parte, il Coco intercetta tutto. Ripartenza con Ceniccola, il pallone è troppo lungo. Rimessa laterale, battuta lunga, la palla che rimane lì, Rondon non riesce a gestire. Un secondo alla fine. Applauso generale. E arriva ora il suono della sirena, termina qui l'incontro. Il risultato finale dice Heracles 5, Ardea 5. Una partita molto divertente, tantissime le occasioni. Heracles e Ardea si dividono un punto a testa, entrambe confermano il loro splendido periodo di forma, con l'Ardea che conquista l'8º risultato utile consecutivo e l'Heracles che per il momento rimanda la vittoria del campionato, ma si conferma una squadra viva, molto forte, che rimane lì. Vediamo le immagini delle due squadre che si salutano all'interno del rettangolo di gioco. Rimanete con noi perché a breve ci saranno le interviste. Sul finale quasi non me l'aspettavo più.
Siamo con Gabriele Masci, mister dell'Ardea. Allora mister, una gara che riserva quasi dell'incredibile, eravate sotto di 3 gol, avete recuperato, siete andati sopra di 2, il risultato finale dice 5-5, quali sono le sue sensazioni al termine della gara? Beh, bella, no? Per chi l'ha vista da fuori bella. Sensazioni, io devo solamente dire grazie ai miei ragazzi perché siamo venuti qua senza tanti giocatori importanti e hanno dato i 7 o gli 8 che c'erano, hanno dato l'anima, quindi devo solo ringraziarli per la splendida prestazione che hanno fatto questa sera. È un peccato perché secondo me meritavamo la vittoria, ma non per altro, perché tanto l'Heracles è arrivata alla Final Four di Poligoro, un Coppa Italia, una grandissima squadra, ha vinto il campionato anche se non ancora matematicamente, però stasera per come stavamo noi, secondo me con un pizzico di fortuna più l'avevamo portata a casa. Peccato, però ti ripeto, devo solamente dire grazie a loro perché hanno fatto qualcosa di straordinario, sono andati oltre ogni loro limite. Era un campo difficile, era una partita difficile contro una squadra tosta, insomma però voi raggiungete l'ottavo risultato utile consecutivo, niente male. Sì, stiamo facendo dopo la Final Four qualcosa di straordinario, era quello che volevamo fare da inizio anno, qualche coincidenza, qualche cosa strana non ce l'ha permesso, poi ci siamo rimessi in carreggiata e adesso si stanno prendendo tutte le soddisfazioni del caso. Mancano ancora 4 gare, dobbiamo recuperare assolutamente per sabato e speriamo di continuare così perché è veramente bello allenare questa squadra oggi. La ringrazio mister e in bocca al lupo. Grazie Grevi. Grazie. Ciao. Ciao. Niccolò, piacere. Allora, siamo con Giovanni Cardillo, capitano dell'Heracles. Allora Giovanni, c'era tanta aspettativa, poteva arrivare oggi la vittoria del campionato, non è arrivata, è stata una gara difficile, siete andati sopra, poi sotto, siete riusciti a recuperare nel finale. Quali sono le tue sensazioni e come reputi insomma il risultato di oggi? Allora, la compagine Ardea è un'ottima squadra, innanzitutto, una squadra attrezzata, sapevamo che non era una partita facile, una partita molto ostica, e noi purtroppo l'abbiamo presa sottotono. Ti dico subito il perché, secondo me la partita di martedì ci ha pesato, eravamo un pochino stanchi e abbiamo peccato di concentrazione, cosa sbagliatissima, anche perché avevamo portato la partita dalla parte nostra sul 3-0 e dovevamo solo gestire il risultato. Non abbiamo avuto la giusta maturità e c'è solo da fare un grandissimo esame di coscienza perché toccava fare punteggio e portare a casa il campionato. Ora, un grande successo insomma il raggiungimento delle Final Four nazionali, anche la Serie B però è veramente ad un passo. Assolutamente sì, il successo è enorme, dentro tutti noi c'è un'emozione unica per questa avventura che dovremmo percorrere, penso che siamo gli unici che siamo arrivati fin qui e adesso noi continueremo a lottare, soprattutto sabato per portarci a casa il primo obiettivo che è il campionato e ci dedichiamo poi tanto alla Final Four nazionale perché per noi è qualcosa di unico e ci teniamo veramente tanto, la società ha investito molto per questo e sono sicuro che faremo bene anche lì. Ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto.